Ma ce n'è un altro rettangolare anche. Il computer che tira fuori solo la playlist che attacchiamo su. Sono gli altri comuni dalla schiera gli hanno in altri comuni aspetta che è un po' più Paola dall'anno scorso ora sì questa è una libreria dove stanno libreria esatto. Aspetta, le sto dando questo. Io rispondo è guasto, è guasto, siamo guasto. di comprendere come un giorno porto il mio praticantissimo a fare un sopralluogo da un mio cliente che ha una trattoria. Buonasera e benvenuti a questo importante evento. Per chi non mi conoscesse, sono Daniela Zaru, sono vice sindaca di questo comune che oggi è veramente orgoglioso di avere qui Beniamino Zoncheddu. La sua storia la conosciamo tutti, ci ha emozionato tutti, ci ha indignato tutti, perché è una storia di ingiustizia, mi vengono quasi i brividi, perché ogni volta che ho letto di lui mi sono sempre molto emozionata, perché è stata veramente una crudeltà. Quindi siamo veramente contenti di avere oggi qui questa storia e di ospitare ancora una volta l'Assemblea Nazionale Sarda. Ormai anche l'anno scorso l'abbiamo ospitati, ma anche altre volte a San Vero con Isabella Torre. E sono qui con il presidente Paolo Dessì. Referente. Vedi, ti hanno già dato come dice il presidente, quindi c'è qualcosa che si muove in associazione. E sono molto contenta perché il mio accento tradisce che sono nata e cresciuta a Roma. Mi sono trasferita qui 14 anni fa, ma i miei genitori sono sardi. Per me Deo di un tendu, du question, anche se tutti mi prendono in giro per l'accento, ma per me il sardo è la lingua del cuore. E devo dire che diciamo, l'obiettivo che ha questa associazione, cioè quello di sponsorizzare, di promuovere, di riportare, io credo che sia un termine giusto, il sardo nella quotidianità, ma anche nelle istituzioni, nelle amministrazioni, negli eventi, nel linguaggio comune, sia una cosa molto molto importante. E mi dispiace quando vedo che molti ragazzi invece ora non lo parlano, se non per frasetti fatte, perché è veramente una lingua, la nostra lingua, che ci dice tanto. Grazie Daniela, Deus è troppo preso, non mi pare vero, ma che tu sei, zio? È una cosa incredibile. Ita si può noi, Deus è Paolo Dessì, questa è l'Assemblea Nazionale Sarda. Allora, lo sappiamo tutti perché siamo qui oggi, però me li date 5 minuti per raccontarvi di Assemblea Nazionale Sarda? Sì. Sì? 10? 10, ok. Allora, per alzata di mano, chi ha sentito parlare di Assemblea Nazionale Sarda? Già un numero almeno meglio dell'anno scorso. L'anno scorso mi ricordo che eravamo in 5, i soci, e però hanno sollevato la mano solo in 4, quindi poi abbiamo dovuto fare la caccia all'uomo di sera per capire chi era che non aveva alzato la mano. De piede si qualcuno così pensa ad essere iscritto a Subsdaz, perché di Catrighedda in Ziru. Allora, che cosa vi posso dire di Assemblea Nazionale Sarda? Un po' perché non tutti avete alzato la mano, quindi come minimo vi devo raccontare che cos'è. Allora, Assemblea Nazionale Sarda è un'associazione senza scopo di lucro, apartitica, che ha come obiettivo quello del risveglio della coscienza nazionale dei sardi. E che è questa cosa? Cosa vuol dire risvegliare la coscienza nazionale dei sardi? Significa imparare a riconoscerci come sardi, come popolo, che ha una propria storia, un proprio posto nella storia,
una propria lingua, una propria cultura che è diversa da quella degli altri popoli. Noi non siamo migliori, non siamo neanche peggiori degli altri popoli, ma siamo comunque qualcosa di diverso e quindi per coscienza nazionale noi intendiamo imparare a riconoscerci come un qualcosa di distinto, comunque rispettoso di tutti gli altri popoli, ma comunque distinto. Ok. Come lo facciamo questo lavoro? Per alzata di mano, chi di voi è un grandissimo razzista? Razzista. Nemusu. Sono sollevatissimo. Ha provato dottor Iseu encendita che in marzo è tradotto su San Mao. Non avevo un piano B, Allora, non avete alzato la mano perché chiaramente noi stiamo andando verso una civiltà, per cui pensare che nei geni ci sono i motivi del nostro comportamento, diciamo che lo riteniamo una cosa quantomeno deprecabile, insomma, non il massimo. Però non so se vi è mai capitato, che ne so, tipo di mangiare in pizzeria con qualche amico un po' frizzantino, e con l'amico idealista. Sapete quelle situazioni dove magari l'amico frizzantino dice, anche per mettere zizzani, i neri sono inferiori, infatti, guarda un po', nel Centro Africa sono poverissimi, no? Tipico luogo comune. Che cosa fa l'amico idealista? Di solito intanto si imbestialisce, prima di tutto, e poi inizia a contestualizzare la cosa. Dice, no, aspetta un attimo, è vero che sono più poveri, ma perché sono poveri? Parte la tiritera, sì. Ci sono andati i francesi nel 1500, poi si sono presi tutte le risorse, hanno pagato pochissimo, non hanno lasciato nessun soldo sul posto. Tra l'altro questa cosa mi ricorda anche qualcos'altro, però non è il momento di parlare. Chiamare gente de gabbale, come vedremo stasera, quindi non gli ultimi arrivati, gente che ne capisce, e cercare di contestualizzare. Qui nella griglia trovate molte delle faulas che abbiamo sfatato. Noi le chiamiamo faulas, sono luoghi comuni che non hanno nessun senso. Noi ce le raccontiamo queste cose, ma spesso ce le raccontiamo per giustificare la nostra inazione, cioè per giustificare il fatto che non ci muoviamo, e questa cosa a noi di ANS non piace. E direi che su ANS ci siamo. Quindi vi dico, se anche voi come noi sentite questa esigenza dentro di accrescere la vostra coscienza nazionale, se anche a voi dà fastidio sentir dire che i sardi non possono fare niente nello sport perché sono troppo bassi, avvicinatevi ai soci e facciamoci una chiacchierata. Ho letto questo libro e a un certo punto ho mandato un messaggio ai soci dicendo io mi devo fermare. Cioè a metà libro mi sono dovuto fermare perché mi sono reso conto che era talmente bello e talmente intriso di materiale, proprio del materiale di cui noi ci occupiamo, che ho dovuto rallentare per poterlo leggere con più calma e godermelo meglio. Perché è un libro che è incredibile, praticamente da cima a fondo è intriso di faulas, appunto. Oggi è una serata un po' particolare perché a differenza delle altre serate, tutti gli interlocutori sono dentro questa storia. Anche il nostro moderatore, Antonio Ignazio Garau, è colui che ha fatto la perizia linguistica. E perché questo libro è entrato, diciamo, nell'orbita culturale di ANS? Perché la lingua sarda in questa storia pesa come un macigno. Perché gli fraintendimenti dovuti alla lingua sarda sono in questa storia un qualcosa di fondamentale, e lo sono stati dall'inizio. Se provo rabbia verso Luigi Pinna. La risposta è no, non provo rabbia. Provo pena. Mentre lo guardavo mentire, non pensavo che avrebbe finito per farmi condannare all'ergastolo. Pensavo soltanto, poverino, anche per lui questa è una brutta storia. Benvenuto, Beniamino.
Allora io lascio la parola a Ignazio Antonio Grau, vi ringrazio tutti quanti e buona prosecuzione. Gracias a Paulo De Si, gracias a es amigo de ANS, gracias a las amministrazioni comunali, a vice sindica, a tutte le amministrazioni che concorrono da noi in Mandriola e in tutto in Borgata Marina, sa cosa sua, sempre di cosa bella, sa vari che su tempo su de si stadiavi, este su tempo su de su pauso, su tempo su de fare squacciou in noi in mari, si vesa te questioni, si de sparcheggio su sa macchinetta che non funziona e tutto questo scimprolis, invece sa Saida de Santero è una bidda che a unidi a su mari bello e bellezza e a su paesaggio a unidi vinse sa faina culturale sicuramente gusta. Grazie a ANS, Assemblea Nazionale Sarda. Questi sa di due volte che devo ma contessi di presentare questo libro, devo se non senti, scetti sa pazienza sua. Scetti sa pazienza sua e uso cercare di comprendi itta dall'accompagnao in questo 33 anni su. Se già comprendi leggendo sul libro che dovresti pazienza e dovresti su essi tostorruto su a sa sarda, e questo non è una favola, su de essi sempre in sa parte de abilitadi, mancai su de essi in sa parte de abilitadi ti faccia morire in galera, tutto sa vita tua. Beniamino Zuncheddu è primo di tutto un uomo che si deve porre un'etichetta dell'idea che mi sono fatto Deo, leggendi, cose che tu toccata, è un uomo pazienzioso, ma è un uomo buono. Mi sono fatto quest'idea da quando Deo mi collegavo da domo mia, da questo picciochetto, esperto un'anta di procedura penali, s'affragao leggendo sentenze che dovuti che le cosa che non andava in ragione dusto storruto su denei sananti è un imbecille immenso di testi e che ci fai di questo imbecille immenso ci fai di poi che una dimmi sola su telefono e fudi su presidente della corte di appello di Roma, la quarta sezione penale seminata, o si organava, ma ti fatto su nome dei postei, non c'era nessuno, sono andato ai paesi, abbiamo politica di intercettazioni, sì, e a sa sentenza. Poi no, Gesù Cristo mio, questo uomo innocenti, ma se ho visto di 3 anni sei moi, obbligato a suo segreto istruttorio, non ti posso questionare con Nemos, ma te un'idea mi dà fatta, non ascoltando su io per ascoltare. È bastata una prima in cui è cominciato il suo lavoro, con l'aiuto dei consulenti tecnici, su consulenti tecnici della Procura della Repubblica di Roma, sequenza non intelligibile, tutto su scritto incomprensibile. Non NC, non chiaro, no, devo di pongo SNI, poi Beniamino Zuncheddu mi piace da di pongo SNI. Sequenza non intelligibile, sena de forzatura sa, i cesti stetti, sia dei carabinieri, sia dei surris, sia da su consulenti de parti, non si funti a trifius e permitti su de migiai, uno consiglio de nai allaga, questo non da sintendio, alla questo non fu da icci, poi tanti firmano tutto su sarrellata cosa mia. Si donarono come su zucchero appeso, una versione 535 pagine di traballo. 535 pagine di traballo fatta su un pruso a Sonotti e Poitta, che a Sonotti i scansi dei vicini sono sabato. E esti sora mello su può ascoltare se candidati de Susono. Però, siccome poi da mia minare che se la rediamo e come se non mi vai faccio male, sa. Devo io domandai
a Savogao Troco, comincio de Fostei, su lo storruto numero 2. Commentè che ci ha gattato spesi Fostei Savogao, a sentire de Beniamino Zunchetto, chi Fostei quando a contessi questo motrocio sotto de gennaio del 1991 e cantando tenia Fostei. Tenia da 11 anni, ancora va a prendere Nutella. Do su de Pia fai, commentè chi funti benio sapari e Fostei ci ha gattato non in spesi, ma ci ha gattato sagonca e su coro a questo prato questa questione umana di Beniamino Zunchetto. Buonasera a tutti, mi associo ai ringraziamenti del signor Garau agli organizzatori e all'ente ospitante, per non ripeterci, e faccio una premessa, 2 premesse. La prima, io non so parlare il sardo, capisco tutto quello che è stato detto finora, però purtroppo sono nato in una cittadina che non ha una tradizione linguistica radicata, sono di Carbonia, è una città nata nel 1938 che è stata abitata da gente proveniente da tutta l'isola e da tutta la penisola, perché il duce voleva farne un centro carbonifero importante a livello nazionale, da qui il nome, e quindi la mescolanza di genti ha fatto sì che a Carbonia, grosso modo, un po' tutti parlino tra di loro in italiano e non in sardo. Quindi il difetto che mi ha dato Carbonia è l'incapacità di parlare il sardo, ma evidentemente mi ha insegnato a scavare. E la seconda premessa è che mi piace molto cucinare e per questo qualche anno fa mia moglie mi ha regalato un grembiule dove c'è scritto Dio esiste ma non sei tu, rilassati. Non so se avete presente, quindi giusto per chiarire le premesse che sono state poste prima. Come ho conosciuto Beniamino? Ho conosciuto Beniamino perché questo suo proclamarsi innocente gli stava impedendo l'accesso a dei benefici penitenziari. Anche chi è condannato all'ergastolo, come Beniamino era, avrebbe diritto, dopo 26 anni di pena, di ottenere dei benefici che ne consentono il reingresso da uomo libero in società. In particolare si chiama liberazione condizionale questo beneficio, ma il presupposto che la legge pone è che il soggetto mostri sicuro ravvedimento. E per gran parte dei giudici questo sicuro ravvedimento è un'assunzione di responsabilità per i fatti, in relazione ai fatti per i quali si è stati condannati. E Beniamino non ne voleva proprio sapere di assumersi la responsabilità di un fatto così grave non commesso, e quindi per 2 volte si era visto respingere la richiesta dal tribunale di sorveglianza. Così che la sorella disperata cerca di cambiare avvocato e tramite un'amica, una collega civilista, sente fare il mio nome, e quindi questa amica organizza questo appuntamento perché la sorella mi illustrasse il caso. Io, quando ho accettato l'incarico, l'ho fatto pensando che fosse una bella sfida quella di far ottenere la liberazione condizionale a un condannato all'ergastolo che si voleva proclamare innocente, che si proclamava innocente, perché esistono dei principi di diritto europeo per i quali anche il condannato ha diritto a proclamarsi innocente se non ha mai confessato il fatto per cui è stato condannato, e da questo si dice non può essere fatto conseguire alcuna preclusione a livello di benefici penitenziari, e invece era quello che stava assumendo Beniamino, quindi assumo l'incarico con questa prospettiva. Però quell'appuntamento con la signora Augusta, la sorella di Beniamino, mi aveva subito lasciato un po' perplesso, perché nonostante io la incontrai quando il fratello stava in carcere ormai da quasi 26 anni,
mi aveva raccontato il processo come se fosse terminato il giorno prima, cioè con questa rabbia, con questa veemenza, con questa insoddisfazione, come se fosse una ferita freschissima. E quindi io me ne sono andato da lì, convinto ovviamente che il fratello fosse colpevole, che Beniamino fosse colpevole, perché non potevo concepire un condannato all'ergastolo innocente dentro di me. Però allo stesso tempo ero rimasto un po' incuriosito da questo suo atteggiamento, mi aveva un po' stranito. E così inizia il mio rapporto con Beniamino. Ma impressione non ho fatto nessuna impressione, però la può bere, ma poi il virus di gusto funziona. È successo. Su de senso, no, video si gusto funziona. Prima non tendevo su voi il virus Ma un pacchetto di sospetto da su sospetto ci pure a sempre, poteva aver già scramentato esatto. Già scramentato esatto. Sesa Vocausu è una prospettiva di varrà in presoni a tutta vita. La vai, questa questione è questa. 3 mortus in questo luogo che dinanta qui le scocco su meni sarto designa 33 anni. Grazie Savocao, però, se no devo pensare ancora uno. Funtanao sono di Dubigai a ora cenai a capo da cena, poi accertamento su Danta capiava a manetta se un termosifone di questura, la sangue a tutto notti e 33 anni su del resone. 33 anni su del resone. Una carreva che fu pichendi su scrucullo della polizia dei carabinieri, a parte sul fatto che commenta a contesti di Borta Sameta in questo paese nostro che è Italia, i sunzu non questionate come esatto, su chi fai di Samau manca non usciti su chi fa di Samau diretta, su chi fai Samau diretta non usciti su chi fai Samau manca. Pigata questa via imputtata ai costumi che fu da più di 20 km sul detretto, di distanza, fu facendo altra cosa, tanti bio ogni altro logo su, de piarezza tipo tortu o patta che mo fieriseo andare a Parigi, poi de pia cavai, de pia mulli, cavallo Vespino, pigai su fusilli all'antedotto, si torna a monti, sparai a 4 persone, si torna a cavallo, si devi tornare a fare. Spidi Gonzales. Questa cosa. N'Augusto, Savogao Drogo arriva da un certo tretto in su scrucullo ma i tadè a cuccao a fostei. L'unico modo che il nostro ordinamento conosce per revocare una sentenza passata in giudicato è l'istituto della revisione, che è un'impugnazione straordinaria, che serve per porre rimedio ad una situazione di ingiustizia che emerge dopo che una sentenza è già stata passata al vaglio di tutti gli organi giurisdizionali ordinari, quindi appello e Cassazione, come vi ha detto il signor Garau. Però quella è giustizia formale. Se poi emerge qualcosa che fa intuire o fa capire che quella giustizia formale non corrisponde alla giustizia sostanziale, l'ordinamento deve porre rimedio e pone rimedio nel nostro caso con questa impugnazione straordinaria, la revisione, che può essere richiesta soltanto in presenza di alcuni presupposti specificamente indicati dalla legge, e il principale, quello più ricorrente, quello a cui anche noi abbiamo fatto ricorso, è il caso in cui emergano, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, delle prove nuove che da sole o unitamente a quelle già valutate dai giudici sono in grado di portare al proscioglimento del condannato. Quindi nel caso di Beniamino, dalla lettura delle sentenze si capiva che qualcosa non aveva funzionato, che la condanna si poggiava su delle prove decisamente contraddittorie, però bisognava trovare delle prove nuove che riuscissero a scardinare quella ricostruzione che comunque era stata fatta sulla base di quelle prove contraddittorie. La principale prova contraddittoria
era quella testimonianza di cui vi ha parlato il signor Garau, ossia il testimone oculare che per 50 giorni dice: io non posso riconoscere i lineamenti di chi ha sparato perché portava un collant sul volto, e poi improvvisamente, ma non tanto improvvisamente, cambia versione. E cambia versione che si capisce chiaramente dagli atti di indagine, lo si dice anche nella sentenza, dopo che un poliziotto, nell'ambito delle indagini svolte in maniera piuttosto irrituale, perché gran parte degli atti venivano compiuti senza alcuna verbalizzazione, senza lasciare traccia di quello che egli dicesse ai testimoni e di quello che i testimoni dicessero a lui, insomma, dopo che questo poliziotto pungola quest'uomo, questo testimone, si dice nella sentenza, spingendolo a dire la verità, come se appunto si desse per scontato che la precedente versione fosse una bugia, una faula, spinge il testimone a cambiare versione e a dire: no, il collant non ce lo aveva, non solo non ce lo aveva, ma in realtà non c'era neanche così tanto buio come vi ho detto finora dentro quella stanza, e la luce era sufficiente perché io potessi vedere chiaramente l'assassino e potessi memorizzare il suo volto nella mia memoria, e oggi sono pronto a descrivervelo. E descrive un volto al pubblico ministero che è così ben stampigliato nella sua memoria che ricordava addirittura la parte inferiore del volto, appunto sotto il mento, più scura della parte superiore, una sorta di Ringo Boys. E gli esibiscono una foto di Beniamino Zucchetto e gli dicono: ma non è che era lui? Sì, era lui. Vai a vedere quella foto, e la foto ovviamente aveva l'ombra del flash che lasciava più scura la parte sotto il mento. Fatto, era esistente uomini liberi o no? Sì, infatti non me la volta che mi ha conosciuto reato mi liberata subito. E foste? Devo dire no, non devo comprare uno e non devo pagare niente. Dengui, questa femmina, Francesca Nanni, hanno quest'uomini deve essere innocenti, ma a parte questo avvocato, sto rudo che tu difensano, e Deo, che sono procuratore si cata, una sorra de cose, 3 ore di interrogo in procura, siamo vita in foras. Di esseri, e beh, e tamantinao, oia mo mia, antinao veritadisi e meta puro. Già tanti comprendi a tutto questo, che mi ha mostrato questa fotografia del Zucchetto innanzi, se mi hanno detto che fu disso, ma tanti comprendi che devono dare bio. Comprendi te se tasrevi sa lingua sadra? Devi comprendere che tasrevi sa lingua sadra? Sa lingua sadra in tribunali, mensa giustizia, sarebbe po' due cose. La prima, credo che su fuedatori che si essere vivo, oggi mai dei spagos in Sardegna, di questo diritto cosa nostra, preferito dell'articolo 109 del suo codice di procedura penale, siete stati dottori ma voi, con suo avvocato Cristina Puddu, che hanno mi faccio processare del Stato italiano, ma in sa lingua cosa mia. E finza sa l'ultima di da seguire. Ma noi non siamo questionendi dei balli dei gusti, o fai da anni fai bessiri innocenti de galera. Questa è stessa questione di Beniamino Zucchetto. Questa è stessa questione di Beniamino Zucchetto. Questa femmina narra, ma commenti mai un cristiano che ha 26-27 anni su in galera di Narausu deve domandare scusa, è libero, sigidi a noi che isso non ha molto annemus e che è innocente. S'intelligenza di questa femmina con s'aiuto del suo avvocato drogo non ti fatto bessi a pillo, sa verità fu di che isso fu in un altro luogo, fu in un altro masò, in un'altra terra di questo monte dei 7 frati, in un altro luogo attretto
con testimonios e non tanti cretti, e però s'ha fatto 33 anni su de prasone. Zio Beniamino, in sul libro, a parte sa pazienza a Pulligio che aveva trovato con stesi si spipionato a Rosario e narrata che qua fin Maria in prasoni, e tutto su creo e noi tente questa fotografia di vostei che imprassa da Papa Francisco, che danti nomonau rappresentanti dei presoneri si può arricchire e può votare un dono a su Papa. Canto da giudau su crei in Deo, su sa religioni, può supportare questi 33 anni. Questo aiuta a me, quando si sta qua per passare un po' di tempo, stando su, mi vedo le clave di Chierina e mi riboccavo a tutto il santo, non lo vedo, ma soprattutto. Su cicada tutto, su calendario. Su calendario, ormai su tempo di pulire. E quando ha cominciato a pensare con la frase che è scritta in me spontisi, Dio esiste, è scritto in su pannetto del Savogao puro, Dio esiste, quando ha cominciato a pensare questa cosa? Questo, in questo tempo pensa, sempre ripensa, poi, come ti dici, fai. Come ti dici la fase, consigliere sorrideva, esatto, tu aggiungi si quanta femmina, un cattivo presagio fece capolino nella mia mente, ma lo scacciai. Mi venne spontaneo passare il braccio destro sulle spalle di Beniamino, lui mi cinse la schiena e chiudendo ritmicamente la mano cercava di stringermi il fianco. Dietro di noi iniziavo a sentire dei singhiozzi. Erano quelli del sindaco di Burcei e di Maria Luigia, una netta cosa sua, che piangeva a dirotto. Accanto a loro tutte le donne che erano state al fianco di Beniamino, Augusta, Irene, Gaia, tutte le cugine e le amiche. Il presidente continua a leggere recitando formule infarcite di articoli di legge che conoscevo bene. La soluzione era realtà. Elisa Osanna, pose la sua mano sulla spalla di Beniamino e le sue dita toccarono le mie. Mi sporsi in avanti per guardarla, i nostri occhi si incrociarono e non servirono parole. 7 anni prima avrei ritratto la mia mano. Lei sapeva che non riuscivo a esternare in pubblico l'amore che provo per lei. Quel giorno mi scoprì più coraggioso e la lasciai. Gli regalavo 2 pannetto, 2 creve della salsa, ma restai a godermi il momento. Quel tocco di dita suggellava la pace dopo 7 anni passati a lavorare ostinatamente per una causa giusta, superando le litigate furibonde, le stupide incomprensioni, le maniacali gelosie, le delusioni amare. Quel poco di vita che stavamo restituendo a Beniamino era anche il frutto del nostro amore per noi, per Gabriele e per la giustizia. Mauro Drogo. Sì, allora io vorrei fare la stessa identica domanda ad entrambi, chiedere al signor Beniamino e all'avvocato qual è stato il momento peggiore di questi 7 anni, il momento in cui per entrambi sembrava che le speranze, insomma, di risolverla in positivo non svanissero. Un momento peggiore degli altri. Il periodo che stava riaprendo il processo. Quando hanno accettato la revisione del processo facevano dei rinvii lunghi di 1 mese, 5 mesi, 6 mesi, e quello era troppo duro per me, perché dicevo hanno accettato la revisione del processo, mi dovrebbero scarcerare in attesa di giudizio, e invece mi negavano tutto. Grazie. Prego.
il processo di revisione, come vi ha detto Beniamino, è durato molto. Lui è stato condannato nel 91 in primo grado all'esito di un processo durato 16 udienze che si sono celebrate in 31 giorni. Tra ottobre e novembre del 1991, 16 udienze, 31 giorni di calendario, condanna all'ergastolo. Il processo di revisione, per lo stesso numero di udienze, è durato circa 3 anni pieni. Il momento peggiore dove diciamo una cosa, io non ho mai pensato che sarebbe morto colpevole. Ero convinto che qualche giudice prima o poi l'avremmo trovato capace di dichiarare l'innocenza, però non ero sicuro che quei giudici stessero lì a Roma di fronte a noi. Pensavo che loro potessero respingere la richiesta perché avevano un atteggiamento un po' ambiguo. E in effetti il momento peggiore è stato quando il signor Garau non è stato il primo perito ad essere interpellato dalla Corte d'Appello. Prima di lui è stato nominato un altro perito che la lingua sarda non la conosceva altrettanto bene, né tantomeno conosceva bene le tecniche di ascolto e trascrizione. Fatto sta che questo perito consegna un lavoro nel luglio del 2021, dove quelle frasi che vi ha illustrato il signor Garau, pronunciate in macchina dal testimone alla moglie, non si sentivano. Non scriveva SNI, ma per lui non esistevano proprio. C'erano degli interi dialoghi senza parole, perché lui non sentiva neanche le parole, cioè non è che scrivesse questa non la capisco, non la sentiva proprio. E di fronte ad una perizia così malfatta, così incompleta, così in contrasto con il lavoro fatto prima nelle indagini dai carabinieri, durante il processo da altri miei consulenti, io davo per scontato che i giudici sostituissero il perito. E invece no, non l'hanno sostituito subito perlomeno. Hanno temporeggiato altre 2 udienze, respingendo la prima richiesta di integrazione di perizia, dicendo che per loro quella andava benissimo. Quando hanno pronunciato quel provvedimento nel quale davano per buona quella perizia, io ho pensato che loro la volessero respingere la richiesta di revisione e che avessero in mano il pretesto per farlo. Poi sono successe delle cose, con testardaggine abbiamo fatto altre richieste, ci ha aiutato anche il pubblico ministero di Roma, e alla fine la Corte si è decisa a revocare l'incarico a quel perito e a conferirlo al signor Garau, e da lì le cose fortunatamente hanno preso un'altra piega. Però ecco, quei mesi tra luglio 2021 e gennaio 2022, quando la Corte decide di revocargli l'incarico e poi per conferirlo a marzo o aprile del 2022, a marzo del 2022 al signor Garau, ecco, quei 4 mesi, 5 mesi sono stati veramente... come lo vedi tu il tuo futuro? Cosa vorresti fare? C'è un modo nella tua mente? Tu hai idea di qualcosa che ti possa, non dico restituire quello che ti è stato tolto, che ovviamente è impossibile, però magari guardare al futuro comunque? No, per il momento non sto... Giri per conferenze? Per così. conferenze, per il momento. Non c'ho neppure il tempo di pensare. Salve a tutti. Devo perguntare, ma se si più poi da questo poliziotto ha spinto su chi dall'accusata a noi che vi avvostei? Io so vedere sotto, baci candeli. Questo no, proprio no. Questo anzi no, di causa questo di questa vita, tanto sono prodotti un po' chi c'è. Non si può difendere né nulla, però con tutto. No, per motivi di pascolo, di onoranza, però è tutta altra cosa. Vorrei chiedere una cosa all'avvocato.
siccome la giustizia è stata troppo ingiusta col signor Beniamino, che cosa ne è stato del poliziotto che ha suggerito al testimone, al falso testimone? Che cosa è successo a loro? Come sono finiti? Hanno avuto delle condanne? Perché sono stati colpevoli loro due di tutti gli anni che lui ha passato in galera. Allora, il processo a carico di Beniamino è terminato a gennaio di quest'anno, il 26 gennaio è stata letta la sentenza di assoluzione, che poi è passata in giudicato il 10 di giugno, quindi è relativamente fresca. L'accertamento della falsa testimonianza è di 2 mesi fa, possiamo dire. Tenga conto che le false testimonianze commesse nel 91 sono ormai prescritte, perché si prescrivevano in 20 anni e quindi nulla può essere perseguito di quello che è stato fatto all'epoca. È invece in corso un procedimento a Roma, perché è stato chiesto dalla Procura Generale durante la discussione la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per un procedimento per falsa testimonianza commessa durante il processo di revisione. C'è il sospetto che il poliziotto e altri 2 soggetti, altri 2 testimoni, abbiano fatto falsa testimonianza anche nel 2023, quindi c'è un'indagine in corso per quei fatti. Del procedimento, quindi prima di arrivare alla sentenza, e quanto ha influenzato successivamente all'arrivo della sentenza. E poi volevo fare una domanda al signor Zuncheddu: qual è stato il primo pensiero che ha avuto al momento in cui è stata letta la sentenza a seguito del procedimento di revisione? In quel momento non ho capito niente, sono rimasto scioccato, non solo il giorno, ma per un bel po' di tempo. Sì, a me questa è un'esperienza che ha segnato molto profondamente. Oggi sono molto meno ingenuo di quando ho iniziato, questo sicuramente. È una vicenda che mi ha aperto gli occhi su meccanismi che io non conoscevo, perché innanzitutto questo processo si era appunto celebrato tra il 91 e il 92, anni nei quali in Sardegna la giustizia, a Cagliari in particolare, la giustizia si amministrava in base a delle logiche di cui avevo solo orecchiato dal racconto del mio capostudio e degli avvocati più anziani, ma non avevo mai avuto modo di leggere gli atti di un processo celebrato a quell'epoca. E quindi mi ha aperto gli occhi sul fatto che in quegli anni effettivamente l'approccio ai processi da parte dei pubblici ministeri e dei giudici era molto particolare, era effettivamente un processo dove era facile partire con un pregiudizio colpevolista nei confronti dell'imputato, e la lettura delle prove era sempre orientata a consentire loro di dimostrare la colpevolezza, anche quando le prove non coincidevano perfettamente, le si arrangiava in maniera tale che potessero essere considerate pur sempre delle prove a carico. Ero convinto però che oggi le cose vadano diversamente. Cioè, quando ho iniziato questo processo di revisione mi sono detto: un giudice oggi questa roba qua non potrà mai sposarla, non potrà mai giustificarla o condividerla. Questo processo di revisione è in discesa. Per quello io con le consulenze sono andato fiducioso della dottoressa Annani, ero convinto che le mie consulenze bastassero a dimostrare che il testimone aveva mentito, c'era un dubbio grande come una casa e quindi il condannato dovesse essere assolto. Invece la dottoressa Annani, che era molto più esperta e meno ingenua di me, mi ha detto: no avvocato, non basta assolutamente questo, ci serve molto di più, serve una prova così forte come un'intercettazione dove il testimone confessa tutto quello che ha combinato insieme al poliziotto, e nonostante
l'ottenimento di quella prova, nonostante i giudici di Roma avessero quella prova in mano dal novembre del 2020, Beniamino è stato scarcerato solo nel novembre del 2023. Cioè, per 3 anni interi quella prova non è bastata a tirarlo fuori. Nel mezzo c'è stata la perizia del signor Garau, che diceva i carabinieri cioè non diceva i carabinieri non ho sentito bene, perché lui le trascrizioni dei carabinieri non le ha mai volute leggere, però a me diceva i carabinieri avevano sentito bene, quello che avete portato a novembre del 2020 era quello, era effettivamente ciò che si sente. E neanche nel novembre del 2022 la Corte ha scarcerato Beniamino. Un altro anno è dovuto passare prima che lo scarcerassero. Quindi ho finito il processo di revisione rivedendo quel mio giudizio iniziale. Cioè oggi, anche oggi, un giudice potrebbe condannare Beniamino sulla base di quegli stessi elementi sui quali è stato condannato nel 91, perché non c'è stata ancora una rivoluzione culturale tale da metterci al riparo da simili errori. La traduzione, sabortadura di Susardo. A parte tutte queste questioni tecniche, so filtro, a sanaude, i suoi carabinieri hanno trattato, poi questa questione è la traduzione. La traduzione di una lingua a un'altra, non è una questione di brulla. Tu sei un perito linguistico, un perito del suo tribunale, noi scriviamo a fare una traduzione di una lingua, se noi va questa traduzione, questa traduzione è una cosa fine mera. Noi sicuramente vuoi dare in sardo, vai finza questa traduzione, noi casi, io ti vedo preguntare gusto, sermeneutica, che noi cose pappare, no? Mi pare che no. Suffrago c'è. Antonello, ti volevo domandare sul rapporto, e questo interessa a me da Assemblea Nazionale Sarda, sul rapporto del Salimba Sarda, già i patti di Meda, no? Questa situazione sua come nel suo caso da perdere, ma interrelata a tene del Salimba con il suo sistema giudiziario, no? E si importa di fare sa portatura, sa traduzione, se bene fatta, e tanto commentatie quanto che andate in Sardegna. Cammi bene di pensare, vinse su un'altra cosa, Antonè. Magari come te a Beniamino che è andata a Teroso, a intro, in accente. Se non hanno l'avvocato trovo. Questo è un rapporto che tocca da attenzionare Meda. Che giochi Nese, come te questa situazione proprio da esperto, da perito del suo tribunale e come te questa situazione in suo tribunale della Sardegna? Il tribunale della Sardegna è posta a Mavi Meda, poeta che de gusta opportunità che si ha del suo codice di procedura penale, l'articolo 209, sa paragonare Dottori Mavò, s'avvocato Puddu, Franco Issusu e s'avvocato Puddu che si a Davoro Polni, ma non si indiballiti. La vai, uno che è scruccullato, indagato o imputato e pensando e stivinciato di questa questione, non è pensando a si difensare il sacro. E noi una cosa manna di abituare questa categoria dei avvocati, chi davanti dei suoi clienti, dinanzi a scuta, ma sul processo e come ti parlare fronte, in italiano o in sardo. Cioè stiacchini tu fai, gli avvocati noi hanno testi di importo umano. La vai uno diritto che è sul diritto linguistico ha riconosciuto a nostro sardo su tutto s'appariccio della giustizia lo considera uno strobbo, non lo considera un'opportunità di pochi sardo su si ballata del suo diritto o non ti fai bessire a pillo sa verità come è stato contesto con il Beniamino. No, è uno strobbo, è una trovea, è una cosa inventata de maccosu, fanaticosu, gusto su sardistas, indipendentistas, sovranistas, si che bosatro qui se etichetta, può allungare su brodo del suo processo e poi ci tu fai a rui in prescrizione. Questo è il suo pensa ta gente in mezzo alla vai. Pensai che
sa procura della Repubblica di Aristais ad avetto su primo e poi noi unico sportello linguistico propriamente può aiutare ai sardos e può aiutare ai magistrati, al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria. Attento, dura da un anno, a funzionare un anno e Dante tornasse a Rai. In Sardegna non ce n'è d'altro. E chi è chi vai di Savaia de ascoltai e de furriai? Da fainti, sono più dei vottas. Gli ispettori della polizia, il maresciallo della Salvinanza, il maresciallo dei carabinieri, i punti scruculatori bravos in sa polizia giudiziaria. Bravos, se pensavo su esperienza di Beniamino Zoncheddu di Diabogai su bravo. Ma narauso che cinti vai su dovere in soru, ma ad ognuno però, ad ognuno sarti sua. A furriai del Susardo e italiano a una corte fatta da 3 giudici che in Sardegna 20 scettico poco sai del summari nostri in vacanza, boinaia di furriai essa cultura che esti a pavasa di questa lingua, boinaia di spiegare il segreto su questa lingua nostra, boinaia di sinai che a noi Susardo a ragionare su a simbresi. E che sì, uno mi passa da con una macchina di 180.000 euro sul nostro sardo su dinaro, alla pei e Matteo quando scrivo è venuto a piedi, invece porta su macchino di 180.000 euro, di tempo spiegare a su giudici che a Boinaga non veniva a pei, comprendi? Come ti facevo a fare comprendi che una persona che è inquieta, arrannegata, niedda, si può andare con storia incazzata in mandriola, si anzi ma autorizzata e di narauso non si usato alla precedendo è lilloso, bello come un giglio, felice come un... Come ti facevo se tu spiegai? Oinai a tramutai dessa lingua sa cultura che tu è stappavasa e sa maniera di pensare che è stappavasa. Tu hai pagine e pagine in sarrellata cosa mia in noi mi si ostentavo poi spiegai il tradotto bointinai questa frase quando bointinai su un bressi quando invece se bointipigai bointificata in maniera letterale che bointinai propriamente questa frase due istituto giuridico su chi un continente non conosce gli usi civici si ricordano una sentenza non so più di 2 ore spiegando gli usi civici o su concetto di cussorgia su concetto di cussorgia il testo di cussorgia e vai spiega sì tu sei giudice c'è di cosa meda de vai a parli mio noi a regione Sadra. Allora ma il discorso che vi faccio è questo, è una domanda per tutti e tre. Io ho letto questo libro e a tratti mi sono arrabbiato anche molto, vabbè. Mi sono arrabbiato per gli stessi motivi per cui si arrabbierebbe chiunque, però mi sono chiesto, ma spiegare a un giudice che cos'è un servopastore, spiegare a un giudice che un servopastore i cui capi non appartengono, a cui i capi non appartengono, difficilmente fa una strage di 4 persone. Dover, e meno male che c'è stato Antonio Ignazio Garau, però dover richiedere a un perito di tradurre la propria lingua. Ma voi, ma non vi siete sentiti qualche volta ospiti in casa vostra? Come si fosse, a me mi ci scappa il sorriso. Allora, su quella del servopastore è una faula che mi ero appuntato, se capita l'occasione la dico e ve la dico. Nella sentenza del 1992, in quella d'appello, il tema viene affrontato in maniera attenta, perché gli avvocati di Beniamino giustamente dicevano ma non c'era movente. Il movente doveva essere questo: un altro servopastore della famiglia uccisa avrebbe assistito, questa cosa ce la dice dopo aver cambiato versione 4 volte, attenzione anche lui in testa d'accusa un po' ballerino, però dice a un certo punto di aver assistito a questo episodio. Il suo padrone stava sparando contro delle vacche che sconfinavano nei suoi pascoli, compare a 100 metri di distanza una persona,
un giovane alto e coi capelli scuri, che gli avrebbe detto: quello che stai facendo alle mie vacche un giorno sarà fatto a te. E questo testimone riconosce nella foto che gli viene esibita Beniamino. Durante il dibattimento salta fuori che Beniamino vacche non solo non ne aveva all'epoca, ma non ne aveva mai avute in vita sua, e che più che altro aveva posseduto di suo qualche decina di pecore o di capre, ma la maggior parte della sua esistenza l'aveva trascorsa a fare il servopastore di altri allevatori più grossi. E proprio in quel periodo lui lavorava per un'altra persona, per un altro pastore di Burcei, che un anno prima aveva pascolato anche in quei paraggi, con le capre però, non con le vacche. Quindi il giudice d'appello si trova a dover spiegare perché Beniamino, primo, avrebbe dovuto rivolgere quella minaccia, e secondo, perché a quella minaccia avrebbe dovuto far seguire quella strage, dato che non aveva interessi economici suoi propri. La tesi è questa: il servo pastore è ancora più interessato del pastore, del suo datore di lavoro, a commettere la strage. Perché? Perché se il suo datore di lavoro non può far pascolare liberamente le proprie bestie, lui rischia di perdere il lavoro, primo, e soprattutto se quei pascoli non sono più a disposizione, anche lui dovrà trovarsi un'altra collocazione. Quindi il più interessato del clan dei pastori è il servo pastore. Questo è anche un esempio, per riprendere la domanda che mi ha fatto il signore là in fondo: com'è possibile che i testimoni a difesa non siano stati creduti? Ecco, la logica è questa: il testimone d'accusa viene creduto a tutti i costi e si cerca di spiegare, anche di attribuire un peso accusatorio anche agli elementi palesemente a discarico. Per quanto riguarda la traduzione del sardo, no, è stata un'esperienza molto particolare, perché effettivamente è stata la prima volta in cui mi sono trovato in territorio straniero a far sentire e cercare di spiegare il contenuto di certi dialoghi. Dico questo, veramente la consulenza del signor Garau è mastodontica, è intrisa, non è un semplice ho sentito questo e si traduce così, ok? È veramente è un prendere per mano il lettore che non conosce il sardo e portarlo appresso dentro il significato di quei dialoghi. Quindi non è un'opera da Google Translate, ok? È proprio un'opera di traduzione dei significati, è importantissima, ma non lo so quanto alla fin fine i giudici abbiano voluto ammettere che lì stesse il cuore del processo, perché lo dico, non sta registrando nessuno, alla fine si è cercato di difendere molto l'operato dei giudici del 91. I giudici del 91 erano tutti sardi e certe dinamiche le avrebbero dovute, se non capire, quantomeno intuire. E quindi la sentenza di assoluzione di Beniamino scappa da questi temi un po' scottanti, si divincola e non dà tanto peso a delle realtà che sono emerse abbastanza evidenti. Quindi no, eravamo a casa d'altri e dovevamo spiegare che cosa gli si stava portando in dono, non eravamo a casa nostra, purtroppo, o per fortuna, non lo so. Edo arriva da una povera giornalista adesso di G1, poca stieni su di G1, e si ne scaresce questa giornalista su di G1 che fa su in Sardegna, in domo nostra, e che isso fu in domo sua. E ti fai di
E là Zucchetto, 33 anni sono duri, né? Trascorsi in carcere. Com'è stata questa esperienza? Issu, meschino, la Zia Augusta, Sasorri e di nada. Troppo su. 33 anni fonte troppo su di G1 nazionali e se correggio in direttura poi sono troppi, certo neanche io lo so come, ma io ho cominciato a rispondere con la lingua sua ai da giornalista continentali. Così una cosa, messa sentenza, fui uno servidore in cui io sono traducitori e interpreti. Non avessi appillo su manco 3 o 4 volte, sa, che su killer, quando è entrato, apposto che in dia molto d'uso, su killer, quando è entrato a s'apposentedo curioso, e noi non si vedia manca a frasti mai, di Sannao, venite fuori da lì, in calli lingua. Sara Sadeo domandava al suo presidente, faccia di preconte di in calli lingua questionata. In che lingua? In italiano, fuori da lì, ascolta, puntate bene con suo fusilio, puntate bene a Senna, su primo che si è incarato, meschino, date ascolta un fusillare, da provare a faccia, sa conca, e Sattru, grazie a Dio, sono ancora vivo. E come ti donerà? In italiano, carabinieri, come ti questiona? In italiano, tutti santi confermano che sono delinquenti cussu che può entrare in cui è molto suttimo d'uso uno e uno bio questionata in italiano. Provai a fare con Mimmi un perfilo sociolinguistico e psicolinguistico de Beniamino Zucchetto. Uno Cravaggio, servo pastore Cravaggio. In che scuola si è fatto zio Beniamino Fostei? Seconda media. Si italiano bene Domazia. Ormai c'hai, sono stato pure. Non Domazia che è sdentato. È sdentato pure. Si doveva su Deo su perfilo, tanti non si inquieta, perché si inquieta adesso è propria cosa. Non attento sa sorti buona in sa vita, a parte questa disgrazia ed è contessio di andare a scuola. S'italiano, du questione, da commenti a uno servidori, pastori, Cravaggio, chi desse italiano di importare forse si vinse a pago. E provai a pensare bosatro su, lingua mamma sardo, provai a pensare bosatro su, un uomo a fusilli in mano, che indaggia in molto d'uso e bocennino d'altro d'uso, in sora dessa tensione psicologica, emotiva, si vuole ad uso invitai in una lingua che non è la lingua sua, ma bosatro ci da bidere questa cosa. Uno che è da uomo era giornalista del suo DG1 da 33 anni sono trovato tu credi che fonti troppo su in satiro questo non internos questo in serrellata non due iscritto non due iscritto il logo per uno e a contessi appusti si deve già depositato però ti vai a pensare che se Deo passo in Aristani con subitri in suo semaforo è uno burdo mi dressa che è passato con Sarrubio, Deo sovrastimo, si do già un sadro, non in italiano. Questa è la stessa questione. Però noi, se uso borderline, non è una cosa scientifica, ma è una idea che mi ha fatto Deo. Potrai a su essi in domo nostro. La domanda era, si è sentito qualche volta ospite in casa sua per il dover spiegare che cos'era un servopastore? Perché un servopastore tendenzialmente non uccide 4 persone per pecore che non sono neanche solo mucche, in questo caso lei neanche le mucche ha. Non ho mai avuto, né io né pure mio padre, in famiglia non ne abbiamo mai avute mucche. Perciò il servopastore è come che sia un operaio, una vita uguale.
Un po' come dire che un operaio di una ditta ammazza 4 persone per il proprio datore di lavoro. Per il datore di lavoro, ma quando mai? Quello non esiste proprio. Se li vuoi ammazzare, vai ammazzateli tu. Io me ne parlo, mangiare. Potete comprare il libro e fate una cosa buona, perché come sapete, non so se si può dire che lo Stato non è stato particolarmente generoso con Beniamino Zuncheddu, anzi, se lo posso dire, e l'avvocato ha lavorato pro bono. Quindi il minimo che possiamo fare è comprarci il libro. E qualunque euro che spendete in quel banchetto, aiutate ANS a fare eventi come questo e ad accrescere la cultura sarda e sviluppare la coscienza nazionale sarda. E poi questo evento bello umeda, io non voglio furare tempo che insomma si dà me sentisse questa attenzione, non tocca da me, però se no che poi Paolo ha andato su minimo no? a comprare il suo libro, a fuori di questa cosa, disco, uno mi dà per comprare, ho fatto tempo, però può tornare grazie a parte di ANS, ai ospiti nostri, ho pensato a un regalo, Paolo, vieni a aiutarmi che mi deve vai via di te sto facendo, grazie. Tanto, questa maglietta fa parte del suo merchandising dell'Assemblea Nazionale Sarda. Cicili, usato su dischi tutti i testi di storia dei Cicili, no? Tanto non si frema. E questo lo uso a regalare a zio Beniamino, questo è un regalo. Fai sa voto Paolo, fai sa voto. Ponete tu. Poi ho pensato a un regaletto Vince possa foccare, buon Mauro. E ho avuto ispirazione di un grande personaggio sardo, di storia sarda, Giovanni Maria Angioи. Questa è una maglietta, pochi non vede, e noi che stai scritto, che di uso sa Repubblica, quando manco si schia di te via. Da no, Giovanni Maria Angioi tutto ci ha fatto. Grazie. E poi, ultimo, ma non per spago importante, non per spago di importo, poi Antonio Ignazio Garau, una maglietta in cui che sta scritto a fai dare in sardo e sto nubanto. Non vuole di spiegare questa non vuole di spiegare. Grazie a me ancora, lascio a Paolo Poserrare e si vede su una da 6 dotuares.